Sì, tutto bene, dai, abbiamo finito questo periodo di calciomercato finalmente, perché sono periodi, almeno per me, impegnativi e preferisco il campo che il calciomercato. Immagino. Qualcuno ha anche detto aspettava gli acquisti del Vittorio Veneto, molti in giro sentivo, ma il Vittorio Veneto, tu sei stato uno dei pochi che non ha fatto diciamo, il disastro nella società dove è stato, non ti sei portato via nessuno. Bah, portare via no, No, dico portare diciamo via, sì. c'era qualche interesse sicuramente, ma abbiamo fatto altre scelte e sono contento dei giocatori che sono arrivati. Sono giocatori tendenzialmente giovani che hanno fatto comunque dei campionati importanti, quindi diciamo che è un mercato soddisfacente. Ti ritrovi con una squadra che ha già un buon assetto, insomma, dei vecchi che sono rimasti. Sì, abbiamo cambiato parecchio perché sono rimasti in 10 dallo scorso anno e 13 nuovi, più ci sono i 2008, l'integrazione dei ragazzi dell'Under 18 almeno in fase di preparazione. Quindi è un gruppo nuovo, un gruppo da costruire e vedo l'ora insomma, di iniziare a vedere i ragazzi all'opera. Immagino che tu non veda l'ora perché ti conosco. Senti, hai già programmato gli allenamenti dal 28, insomma dal 28-29 e poi le partite? Sì, iniziamo il 28, poi facciamo una prima amichevole il 6, il sabato, subito il sabato mattina contro la Cisonese e poi la settimana successiva contro il Montello e il 13 contro una squadra di prima categoria. Senti, mister, è un anno importante perché inevitabile dovrai rispondere a tutti quelli che adesso, guarda, sto qua è andato via, devi rispondere, no? Ma sì, ti dico, dobbiamo stare sereni, tranquilli e pensare io personalmente anche al lavoro, alla squadra, a costruire un'identità di questo nuovo gruppo. E appunto vedo l'ora di iniziare tutto quello che è successo durante questi mesi o il passato sinceramente ormai è cancellato, no, rimangono bellissimi ricordi, ho lasciato delle grandi persone, dei grandi ragazzi a Pieve, un grande gruppo, però si va avanti e si inizia su una piazza importante dove ci sono presupposti per fare bene. E quali sono questi presupposti per il Vittorio Veneto e chi vedi davanti? Beh, se guardiamo chiaramente il mercato, ci sono delle realtà che hanno speso sicuramente molto di più di noi. Noi dovremmo vedere durante l'anno dove possiamo collocarci poi sì, in base a quello che produciamo durante i primi mesi. Come di consueto sei stato ermetico, chi vince il campionato? Ma no, è difficilissimo dirlo, è chiaro che ci sono delle belle realtà che hanno fatto degli organici importanti, quindi secondo me sì, appunto il Porto Mossuè, il Borgorico stesso, quindi ci sono belle realtà, ma è inutile far nomi in questo momento qui, è molto presto, quindi vediamo fra qualche mese. Omar dal sintetico della Falmec, in bocca al lupo, buon lavoro e buona annata. Grazie, buona annata anche a voi e grazie.